Da atleta e da mamma sono sensibile alle tematiche dei bimbi, ed essere oggi qui nell'ospedale pediatrico di Treviso e aver avuto la possibilità di distribuire ai tanti ragazzini questo libricino che consente ai più piccoli di avere un compagno, ma anche ai genitori di poter far conoscere ai loro figli delle malattie che possono essere comuni ma che molto spesso allarmano anche noi grandi, credo che sia una cosa molto bella. Investire sul futuro credo che sia un dovere di ognuno di noi per avere il nostro paese un domani un paese migliore. Sono, devo dire, una mamma molto apprensiva che alla minima preoccupazione porta i suoi figli al pronto soccorso, ed avere invece un libricino che comunque tranquillizzi e ci permetta di vivere diciamo, la malattia, il dolore in maniera più adeguata giova ai genitori, alla mamma o al papà, ma allo stesso tempo rende più tranquilli i nostri figli. Ma devo dire che ho trovato qui un'oasi, una piccola oasi bellissima che consente ai genitori di poter vivere con tranquillità una fase delicata per i loro figli. Ho visitato parecchie stanze dove c'erano i piccoli bimbi con i loro genitori, e devo dire che lo staff medico che li segue è qualificato e permette loro di vivere tutto questo con la massima serenità. Sono davvero orgogliosa di essere presidente di Laboratorio 0246, la cui mission spazia dai parchi giochi 0246 anni che sono stati fatti in diverse città d'Italia alle tante iniziative poste in essere proprio a sostegno dell'infanzia e quindi del nostro futuro. Sono molto fortunata perché ho praticato la disciplina sportiva che in Italia ha regalato più medaglie d'oro e continua a regalare più medaglie d'oro nelle occasioni importanti, ma una federazione che oltre a vincere oro in pedana vince tante altre medaglie anche fuori dalla pedana, investendo tantissimo nel sociale.